Ciao ragazzi, li vedete questi lastroni? Sappiate che queste non sono solo rocce, ma una vera e propria enciclopedia storica della montagna veronese, perché la pietra della Lessinia o pietra di Prun accompagna da secoli e continua a farlo tuttora la vita di questa terra. Pensate per esempio ai tetti delle case della Lessinia, restando in ambito locale, ma anche a tanti monumenti, edifici storici, tanti centri storici, compreso Verona, che sono stati costruiti o quantomeno abbelliti grazie a questo materiale. E sono state proprio le famiglie di questa terra ad essere le prime interpreti del loro materiale. Sono state loro, grazie all'evoluzione nel tempo, a permetterne la diffusione e la conoscenza non soltanto qui, ma anche nel resto del mondo. E oggi di queste famiglie ve ne faccio conoscere una, impegnata con tutti i suoi effettivi nell'estrazione e nella lavorazione artigianale di questo materiale, e sottolineo artigianale, tra poco capirete perché. La storia dei Quintarelli, quelli di Schioppo di Fane appena sopra Negrar, è una storia che vede come capostipite quell'Antonio che qualche decennio fa credette fin da subito nella potenzialità di questo materiale e iniziò un cammino che poi è stato portato avanti ed è tuttora portato avanti dalla figlia, da suo marito e dai nipoti. Insomma, un'evoluzione legata alla pietra che continua anche ai giorni nostri. Per mio papà il suo lavoro, la sua pietra era una cosa, non mi viene la parola, adesso come adesso mi viene la parola, era il suo bambino, perché la doveva proprio vedere, accudire, controllare. Mio papà era del 37, ha cominciato nel 64, essendo arrivato giovanissimo, senza neanche un soldo, perché ha fatto tutti i debiti, e c'erano già ancora i vecchi che erano magari quelli del 10, del 20, del 900 che lavoravano alle pietre. Essendo arrivato così tardi, lui doveva entrare in questo commercio e ci è entrato proprio perché ci credeva nella pietra, aveva un grande rispetto della pietra perché lo diceva sempre, è la pietra che ti dice come fare a tagliarla, è lei che ti dice come fare. Cosa ha voluto dire portare avanti da donna questo mestiere, magari anche in anni in cui era insolito vedere una donna alla guida di un'azienda di pietre? È stato difficilissimo proprio per quello, essendo in un ambiente così, con questa mentalità maschilista, eccetera, vedere una donna e sentire una donna parlare di pietra insieme ai miei colleghi. Dovevo per forza farmi valere, dovevo per forza farmi, cioè di dire, ragazzi, dovevo, come si dice, fa che veda che me ne intendevo anch'io come al loro livello. E lì era difficilissimo, perché non ci credevano, e allora dovevo dimostrarlo coi fatti. E quei fatti era che comunque sono riuscita a portare avanti la mia azienda per 45 anni, e questi sono i grandi fatti che ho dimostrato ai miei colleghi qua. Per andare avanti a quello che credeva mio papà dovevo essere il maschio che non aveva, dovevo essere la persona che dovevo aiutarlo a realizzare il suo sogno. Il suo sogno era proprio questo, era riuscire a far vedere al mondo cos'è la pietra, era il suo sogno. E per me sono andata avanti anche a volte con fatica, con difficoltà, proprio per andare avanti. La pietra è mio padre, la pietra è mio padre. Una delle peculiarità più caratteristiche della pietra della Lessinia è la stratificazione, cioè questa pietra viene rinvenuta per strati, ognuno dei quali ha uno spessore che oscilla fra i 2,5 cm e i 30 cm, ognuno con una datazione diversa, ognuno con un pregio diverso, quindi ognuno con una destinazione diversa. Ecco perché si tratta di un'attività che non è praticamente industrializzabile. L'esperienza, l'occhio e anche la sensibilità dell'artigiano sono sempre fondamentali. E se fino a qualche decennio fa la pietra era usata soprattutto per pavimenti, palazzi, abbellimenti urbani, negli ultimi decenni c'è stato un utilizzo sempre più importante da parte del design di interni, perché la pietra è cominciata a diventare un elemento d'arredo anche per le nostre case.
Lavorare la pietra non si impara in un giorno o in un anno. Lavorare la pietra ci vogliono anni di esperienza. Io ho sto ancora imparando da mio papà, che a sua volta ha imparato dal mio nonno. Lavorare la pietra non è una cosa facile, è la natura che ce la dà così. E non basta saper tagliare, scartare quello che c'è da scartare, bisogna ricavare da ogni singolo strato, ricavare la parte più sana e più dura, diciamo, che c'è. La nostra pietra non è industrializzabile, anche perché non è possibile avere una grande produzione, soprattutto non è possibile avere una grande produzione omogenea. È possibile fare piccoli progetti, logicamente ad hoc, in modo da lasciare anche al cliente un'omogeneità ed un lavoro comunque tutto uguale e finito. Perché sei qui, Marco? Perché hai voluto continuare la tradizione di famiglia? Diciamo che dopo la scomparsa del mio nonno mi è venuto un senso di responsabilità e ho finito la quinta superiore e mi sono subito dedicato al lavoro di famiglia e ho cercato, insomma, di essere presente il più possibile qui. E quindi quando guardi quella statua? La statua è stata messa lì da mio nonno, è Sant'Antonio, e tutti i giorni quando si passa lì, insomma, sì, si ha sempre un bel ricordo e si porta, insomma, quello che aiuta anche ad andare avanti tutti i giorni, anche nelle difficoltà che ci sono state e che ci sono, però, insomma, si cerca di essere positivi. Nel 1991 Antonio decise di acquistare in comproprietà Cava Pila, qui a Villa Montagna, nel comune di Trento, dove si estraggono il rosso e il verdello, due pietre particolarmente pregiate che devono il loro nome proprio alla loro colorazione caratteristica. Ma questo è anche un luogo di straordinaria importanza storica. Perché? Perché dovete sapere che molti degli edifici più importanti di Trento, come il castello, il Duomo, strade, palazzi, ma anche altri edifici un po' in tutto il territorio di Trento, furono costruiti proprio utilizzando questa pietra, che ovviamente non proveniva solamente da qui, da Cava Pila, perché dovete sapere che fino a 200 anni fa erano circa una trentina le cave in cui lavoravano questi predaroi, i cavatori di pietra, ai quali tra l'altro è dedicato un bellissimo museo, una cava dismessa proprio a poche decine di metri di distanza da questo impianto, che oggi tuttavia rimane ancora l'unico in provincia di Trento ad estrarre questo materiale, il rosso e il verdello. È stato mio nonno che ci ha creduto molto, ancora 30 anni fa circa, e ha visto un potenziale per quanto riguarda il materiale, le varie tipologie di colorazioni e la qualità soprattutto del materiale, che è un materiale molto particolare. Qua si estraggono 3 tipologie di varietà, di cui 2 le principali, quella del verdello di Trento e quella del rosso di Trento. Okay. Adesso in questi ultimi un paio di anni siamo riusciti ad estrarre anche qualità di verdello che tendono un po' più al chiaro, fino ad andare anche quasi al bianco, che al tempo veniva chiamato bianco pila, che ad oggi tuttora non è praticamente usato e conosciuto. Con questo materiale qua è stata aperta principalmente al tempo per il rifacimento delle pavimentazioni tutto del centro storico di Trento. Questo rifacimento è stato voluto fortemente anche dal Comune di Trento, da utilizzare comunque materiale locale. Tutte le pavimentazioni che tuttora troviamo, quindi parliamo comunque delle prime, sono state fatte 25-30 anni fa, sono ancora praticamente integre e perfette. Cosa vuol dire per te continuare a portare avanti questo lavoro di famiglia? Ma è un motivo di orgoglio portare avanti ciò che ha fatto mio nonno, poi passato ai miei genitori, mia mamma, mio papà,
è un motivo di orgoglio e ci teniamo tanto anche a livello di che sia una cosa che rimanga comunque familiare, che sia portata avanti da me e i miei fratelli. Ognuno in famiglia ha un ruolo ben preciso, ben definito, anche se ovviamente in caso di necessità si è sempre pronti ad essere intercambiabili, perché è così che si fa in una famiglia. Tutti comunque sono protesi verso un unico obiettivo, quello di valorizzare la pietra della Lessinia, che è quell'obiettivo che ha consentito ai ragazzi di rimanere qui e a concretizzare così quell'idea di futuro che il nonno Antonio aveva cominciato a tracciare acquistando le cave. Perché alla fine un'impresa è un'avventura, quasi un romanzo, in cui ognuno interpreta un ruolo e quindi ha un'identità ben precisa. Ma questo è sempre stato il tuo lavoro? No, in realtà volutamente sono uscita dall'azienda per fare un'esperienza fuori nell'ambito della comunicazione e dopo ho acquisito anche la consapevolezza di voler rientrare per portare nell'azienda della mia famiglia quello che ho imparato fuori. È stato richiamo della terra o della famiglia? Entrambe, perché comunque credo sul fatto che sia veramente incredibile quello che facciamo, cioè dalla cava, dalla natura che ci dà la materia prima, riusciamo a trasformarla e quindi tutto il ciclo e il processo che c'è dietro è quello che è difficile da spiegare anche al cliente ed è quello che punto io nel raccontare la pietra, raccontare il processo che la genera ed è lì la ricchezza. Qual è lo stile Quintarelli in tutto questo? Allora, la nostra forza è data dal fatto che tutti ci crediamo, quindi la famiglia, la storia, il nonno che ha costruito, il passaggio di testimone da mia mamma che ha portato anche quella che è un'impronta femminile all'azienda, poi il fatto che siamo subentrati noi, quindi l'innovazione, la voglia di fare, la gioventù che però non tradisce quello che è il passato, ma lo vuole portare avanti così com'è. Cosa diresti al nonno adesso? Nonno, direi che abbiamo fatto tutti un bel lavoro. Federica, mi dica la verità, sincera, è lei il comandante qui? Ma Nessuno parla, secondo me, chi taccia consente. Scherzi a parte, grazie alla famiglia Quintarelli, uno splendido esempio, una testimonianza bellissima di imprenditorialità e famiglia. Quindi passerò a trovarvi da nuovo, avevo la fame cammin. siamo qua. Eccolo. E allora comincia. Grazie, grazie. Voglio far pratica. Vai.